a questa manifestazione, accompagnato dalle campane. Oggi ci sono manifestazioni in tutta Italia. A me queste manifestazioni dicono una cosa molto semplice, che non siamo più in un paese democratico. Perché in un paese democratico i cittadini non hanno bisogno di andare in piazza in difesa della Costituzione del proprio paese. Non ne hanno bisogno. E non siamo un paese democratico esattamente perché la Costituzione italiana, secondo me è un documento bellissimo, è stata non violata, è stata smembrata, stuprata e vilipesa da tutti i partiti politici italiani, non uno escluso. E nessuno di quei partiti politici italiani ha oggi nessuna legittimità per rivendicare un'Italia diversa, dopo che hanno cancellato i diritti, dopo che hanno cancellato la Costituzione, dopo che hanno scelto insieme la guerra, dopo che hanno scelto insieme il privato, dopo che hanno scelto insieme il profitto. La sanità privata non l'ha inventata Berlusconi, i soldi pubblici alla sanità privata non li ha dati Berlusconi, o non li ha cominciati a dare Berlusconi, i soldi pubblici alla scuola privata non li ha cominciati a dare Berlusconi, in guerra non ha cominciato a portarci Berlusconi. Allora io credo che l'unica possibilità per noi cittadini è di riappropriarsi della nostra Costituzione, che non è la Costituzione della cricca politica, che è la Costituzione di noi italiani, ricominciare a parlarci, ricominciare a ribadire le regole di convivenza civile che vogliamo siano fondamento della nostra società. Io vorrei vivere in un paese normale, in un paese in cui ovvietà come eguaglianza e diritti non si debbono ripetere e discutere ogni giorno, devono essere acquisiti, devono essere pane quotidiano. Vorrei vivere in un paese che pratica la solidarietà, non un paese che fa i campi di concentramento per i migranti. E anche in questo c'è una responsabilità collettiva della casta politica. Io ricordo anni fa le discussioni tra i sostenitori della legge Bossi-Fini e i sostenitori della legge Turco-Napolitano. Si dicevano è con la mia legge, non con la tua che se ne butta fuori di più. Ma noi dobbiamo accogliere le persone, accoglierle, meglio di come sono stati accolti i nostri padri e i nostri nonni quando sono emigrati o per cercare lavoro o per sfuggire alla persecuzione politica quando in Italia c'era il fascismo. Vogliamo far riprovare quelle umiliazioni, quelle esperienze a tante altre persone oggi? Io sono contento oggi perché oggi si è aperto qui a Marghera un poliambulatorio. Un poliambulatorio per migranti, ma semplicemente per chi ha bisogno, perché l'essere curati crediamo sia un diritto fondamentale, senza nessuna discriminazione. E però vorrei mettere in guardia rispetto all'identificare come sempre, non facciamo anche noi gli errori che fanno molti altri, che ci creiamo il mostro e ci illudiamo che via il mostro le cose sono risolte. Il mostro è più profondo, il mostro sta in questa specie di cancro che attanaglia questo paese, che si chiama il legame tra politica, potere e danaro. Perché questo è quello che poi alla fine fa stare male tutti noi cittadini. Avremo bisogno di rappresentanti che vadano a rappresentare noi, non se stessi. E viva Dio, che abbiano la dignità di guadagnare, che ne so, il doppio dello stipendio medio di un lavoratore italiano, che mi sembrerebbe già abbastanza. Grazie.